All'inizio era Vaugano, nel Padovano, ma poi l'epidemia da Covid-19 si è estesa rapidamente e inesorabilmente. A tremare sono stati i primi comuni del Basso Vicentino, confinanti con Vo, Noventa Vicentina, Gugliaro, Albettone. L'esperienza coronavirus ha veramente messo alla prova anche la nostra comunità noventana, soprattutto all'inizio quando la preoccupazione e vicinanza del focolaio di Vo poteva in qualche modo anche mettere a repentaglio la nostra situazione legata ovviamente anche all'ospedale e a tutte le nostre strutture sociosanitarie. Ma Covid-19 non ha confini, estendendosi in tutto il territorio. Alla fine sono 110 i comuni interessati e solo una manciata risultano essere Covid-free. E ancora una volta ad essere in prima linea sono stati loro, i sindaci, vero front office per i cittadini. Abbiamo visto come però tutti i comuni sono riusciti a reagire in modo più celere e pratico rispetto a sovrastrutture. I comuni hanno saputo procedere e attivarsi con tanta determinazione, coraggio e tanta responsabilità. Li ho vissuti con grande preoccupazione perché intanto mi sentivo proprio responsabile di quello che accadeva. Quindi con gli uffici ci siamo dati fin da subito da fare per poter fare qualcosa appunto per fare in modo che il contagio non avesse diffusione all'inizio e poi per aiutare le persone che purtroppo non hanno potuto lavorare e che avevano veramente bisogno. Comuni che hanno riscoperto in questi mesi di pandemia valori che sembravano andati perduti, ma restano le preoccupazioni per il dopo. Chiampo in questi 3 mesi ha dimostrato il suo senso di responsabilità, e lo dicono i numeri, e ha dimostrato anche quale sia la forza del volontariato che esiste in questa vallata, no? Quel volontariato che è riuscito a sopperire a tanti servizi che altrimenti non si sarebbero potuti offrire. La cosa che più mi preoccupa è la crisi economica che sta venendo avanti, la difficoltà che hanno le nostre imprese che sono abituate a mettersela tutta, imprese che non si arrendono mai, ma imprese che in questo momento stanno veramente soffrendo.